Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo convegno Basket Bond Italia, serie Verona e Vicenza. Sono Renata Cavedon, responsabile dell'area credito e finanza di Confindustria Vicenza, e insieme a me c'è il dottor Stefano Chelli, responsabile dell'area credito e finanza di Confindustria Verona. Abbiamo voluto fortemente questo convegno insieme a queste due territoriali perché pensiamo che sia un'opportunità importante per le aziende dei nostri territori, sia di Verona che di Vicenza, e volevamo proprio creare un progetto per unire le forze che ci permettesse di creare quella massa critica importante per le aziende, per l'emissione di questo basket bond, ma soprattutto anche non solo per le aziende emittenti, ma anche per gli investitori istituzionali. In questo progetto abbiamo coinvolto Banca Finint, abbiamo qui il dottor Nobile e il dottor Trivelli. Banca Finint nel panorama italiano è una delle banche più importanti per l'emissione di mini bond, e il 30% di mini bond che sono stati emessi in Italia sono emessi da loro, e sono la prima banca a aver emesso un basket bond in Italia. Quindi li ringraziamo e siamo contenti di fare questo progetto per la loro professionalità, per la loro autorevolezza e per l'apporto che ci daranno alle nostre aziende. Io qui mi taccio perché non voglio portare via altro tempo a questo convegno. Presento ora, per un saluto istituzionale, il dottor Roberto Spezzapria, delegato dell'area credito e finanza di Confindustria Verona, e poi il dottor Aldo Peretti di Confindustria Verona, area credito e finanza. Dottor Spezzapria, se vuole dire un saluto, prego. Grazie Renata. Beh, non è che si debba tacciare, siamo qui fra amici, quindi sì. Ci preme poi per me e anche per l'ingegnere Peretti, colleghi e vicepresidenti delegati all'area finanza in senso lato, far sì che questi 60 minuti che passeremo insieme siano costruttivi e utili per noi tutti e per il successo delle nostre organizzazioni e delle nostre aziende. Perché questa introduzione, che poi faremo appunto insieme al collega ingegnere Peretti, perché in effetti in questo momento, dopo che il governo italiano e le banche centrali hanno varato misure straordinarie sia di natura monetaria che fiscale per far fronte alle situazioni di emergenza, questi importanti aiuti statali in particolare hanno consentito a molte imprese, soprattutto piccole e medie dimensioni, di reperire molta liquidità necessaria per i piani di investimento e per fronteggiare la situazione di emergenza creata dalla pandemia. Quindi con il ricorso a forme di finanziamento alternativo e complementare al canale tradizionale come il basket bond Vicenza e Verona, può permettere alle imprese di reperire la liquidità necessaria ai finanziamenti di obiettivi di medio e lungo termine a sostenere importanti progetti di investimento. Il mercato dei mini bond e dei basket bond è in costante crescita nel panorama italiano e ha significativi margini di ulteriore sviluppo. I basket bond sono considerati strumenti alternativi rispetto al sistema bancario e sono ritenuti un'impostazione tipica dei mercati evoluti con l'obiettivo potenziale di supportare le imprese nel reperimento di finanza di medio e lungo termine. Con l'emissione di questi basket bond Verona e Vicenza si intende valorizzare gli asset industriali e finanziari delle imprese di qualità. Le aziende ammesse al basket bond Verona e Vicenza potranno accedere a risorse finanziarie a condizioni agevolate in funzione del profilo attuale e prospettico, da destinarsi a progetti di investimento importanti. Le aziende saranno impegnate in un percorso finanziario con l'ambizione di migliorare i propri processi industriali e dei modelli di business. Le associazioni industriali di Verona e di Vicenza hanno organizzato in collaborazione di Banca Finint un progetto che ha come fine l'accesso delle aziende associate ad uno strumento di finanza alternativa al canale bancario mediante l'inclusione delle proprie associate nel Basket Bond Italia. Questo webinar, pertanto, si propone di illustrare tale strumento finanziario con un taglio pratico
illustrandone i principali vantaggi e caratteristiche, gli aspetti legali, fiscali, quelli operativi e finanziari ai soggetti coinvolti. E direi che come commento, ecco, spero di aver dato un'introduzione utile. Prego eventualmente Nigel Peretti di condividere, ecco, queste prime introduzioni, e passerei la parola quindi a Nigel Peretti. Grazie. Prego. Ti ringrazio, mi sentite? Benissimo. Saluto tutti, ringrazio lei, anche il collega Spesta Pria per questo passaggio di breve introduzione al webinar. Non voglio certo aggiungere note tecniche su cosa lui ha già ampiamente presentato e su cosa senz'altro poi Banca Finin dirà dopo. Io vorrei solamente sottolineare l'importanza per il tessuto industriale italiano delle PMI. Le aziende con meno di 250 dipendenti oramai rappresentano, secondo gli ultimi dati Istat, il 90% delle aziende italiane, il 75% e più del numero di dipendenti e il 65% di valore aggiunto. Sappiamo benissimo che le aziende italiane, pur con le piccole e medie aziende italiane, sapendo bene quali sono i limiti, il nanismo e così via, in confronto alle grandi aziende, più grandi aziende che ci sono sul mercato europeo, però hanno delle caratteristiche di eccellenza assoluta a livello tecnologico in termini di innovazione, a livello organizzativo e produttivo in termini di flessibilità che tutti ci invidiano, a livello di mercato, di business per l'estro e la spinta commerciale. Diciamo che forse la componente finanziaria è quella in cui debbono essere maggiormente aiutate, anche perché sino ad ora non è che abbiamo un sistema paese così forte nel supportare le aziende italiane sotto questo punto di vista. Quindi è essenziale supportare le PMI per tutto ciò che è l'aspetto finanziario per gli investimenti futuri. Sotto questo punto di vista come si può agire? Innanzitutto verso il pubblico, a livello, se vogliamo, anche legislativo verso gli enti amministrativi, affinché siano prolungate, rafforzate, estese quelle garanzie pubbliche che fino adesso sono state attivate con il Covid per aiutare l'accesso al credito delle aziende. Quindi una direttrice è di lavorare verso gli enti istituzionali. La seconda direttrice è quella del training, perché tutto sommato una formazione sotto questi temi più di natura finanziaria, di accesso al credito e così via, è importante per i manager delle piccole e medie aziende. Quindi a livello di Confindustria tutta, a Roma io ne parlo spesso con tutti, ma in particolare qua nel Veneto e Vicenza e Verona in particolare, abbiamo dei programmi proprio di training per aumentare le competenze gestionali dei manager delle piccole e medie aziende anche e soprattutto a livello amministrativo. La terza direttrice, quella che senz'altro esploreremo oggi, è quella di supportare le aziende nel trovare dei canali di investimento per gli investimenti che sono necessari per la loro crescita, in particolare, solo per citare quelli più nominati ultimamente, la transizione green verso il digitale 4.0 e così via. Ecco quindi che soprattutto per le piccole aziende un'iniziativa tipo quello di oggi, che è formativa su cosa può essere fornito alle piccole e medie aziende e poi anche operativa su come poter attivare queste azioni, penso sia senz'altro interessante per le aziende che parteciperanno al webinar. Quindi ancora un saluto, un in bocca al lupo a tutti e spero senz'altro che sia un webinar utile per tutti. Grazie. Grazie dottor Peretti, la ringrazio. Dottor Peretti, delegato all'area credito e finanza per Confindustria Verona. E ora entriamo nel vivo di questo convegno e lascio la parola al dottor Alberto Nobili, responsabile di Banca Finin. Prego, dottore. Grazie innanzitutto ai colleghi di Confindustria che hanno permesso la realizzazione del webinar e auspicabilmente anche il successo di questa
questa iniziativa. Spenderei veramente 2 parole su Banca Finint. Siamo una realtà attiva in tutta Italia e all'estero ormai da più di 40 anni. Ovviamente abbiamo un focus particolare geografico nel nord-est e in Veneto, dove abbiamo la sede principale, e ulteriori sedi sono Milano, Roma e Trento Bolzano. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di tutti quei servizi di investment banking, quindi siamo una banca attiva a 360 gradi sull'attività di investment banking. In particolare siamo nati come operatore specializzato nella strutturazione e collocamento di operazioni di cartolarizzazioni e da 10 anni a questa parte, dalla nascita dell'industry, dei bond anche per piccole e medie aziende e mid-cap, ci siamo focalizzati appunto in questa attività di strutturazione e collocamento di tutti gli strumenti di debito plain vanilla o strutturati a servizio appunto della realizzazione di piani di investimento da parte di aziende del territorio italiano, con particolare focus in quello del nord-est. In questi anni abbiamo realizzato operazioni per più di 1,7 miliardi di euro. Contiamo appunto un parco clienti, aziende superiori a 250 emittenti ad oggi. Siamo stati i primi, come menzionava Confindustria, a realizzare operazioni di sistema o cosiddetti basket bond. Il primissimo, tra l'altro, l'abbiamo realizzato proprio in Veneto con operatori del servizio idrico integrato, che dopo andremo meglio a spiegare di cosa si tratta, e in totale abbiamo realizzato 8 programmi di operazioni basket. Agiamo anche in qualità di investitore, grazie a una SGR specializzata appunto nel sottoscrivere strumenti di debito emessi da piccole e medie imprese, non solo del territorio veneto ma in generale in tutta Italia. I nostri colleghi appunto dell'SGR hanno una massa in gestione pari a 350 milioni di euro distribuita in 3 fondi. E per i clienti, per le aziende, svolgiamo appunto tutti i servizi che vanno dalla strutturazione al collocamento di questi strumenti di debito che si chiamano appunto bond o prestiti obbligazionari. Passerei alla slide successiva. Ecco, questo mercato è nato nel 2013 su volontà del legislatore. È brutta la parola disintermediazione dal sistema bancario, a mio avviso. Più che altro io metterei l'accento su quella che è la necessità da parte dell'economia reale, quindi delle imprese, di diversificare le proprie fonti di finanziamento. Questi 10 anni abbiamo visto e stiamo vivendo attualmente periodi molto contrastati anche dal punto di vista dell'offerta di finanza, sia da parte del mondo prettamente bancario, ma anche in generale da altri operatori, no? Queste vicissitudini degli anni, a nostro avviso, hanno insegnato che non si può fare affidamento esclusivamente su determinati canali per realizzare i propri investimenti, ma occorre diversificare come fa sostanzialmente un'impresa di più grandi dimensioni, andando ad attingere quella che è la finanza di breve, medio termine e lungo periodo da player che non sono solo quelli relativi al canale bancario, ma anche altri investitori che nel corso appunto di questi 10 anni anche in Italia si sono affacciati proprio a servizio della realizzazione di piani di investimento delle aziende di dimensione media o medio-piccola. Molti dei clienti approcciano a questo tipo di strumento, quindi l'emissione di un'obbligazione, per diverse ragioni. Ci sono clienti che vogliono realizzare un importante progetto di investimento, realizzare un'acquisizione, hanno la necessità quindi di un ricorso alla finanza che possa avere anche un piano di rimborso di più lungo respiro rispetto a quello normalmente offerto dal canale bancario.
Ci sono altri ordini di motivazioni perché si emette un bond. Altri clienti, per esempio, lo fanno come operazione propedeutica a più importanti operazioni che poi vogliono realizzare dal punto di vista dell'equity, che può essere un IPO oppure l'ingresso di un private equity. L'operazione di emissione del bond, quindi l'interfacciarsi con investitori che non sono prettamente relativi al canale bancario, crea un processo anche di emancipazione, di educazione dal punto di vista manageriale, che poi è utilissimo anche quando l'azienda approccia operazioni ben più complesse nell'ambito dell'equity o nell'ambito di un piano di investimenti più importanti, come può essere appunto quello relativo a un'acquisizione di un'azienda. Dal punto di vista della finanza, questi strumenti prettamente finanziari, questi strumenti hanno un connotato di medio-lungo periodo. Notiamo che la cosiddetta duration delle obbligazioni che noi normalmente andiamo a collocare per i clienti è ovviamente più lunga rispetto al classico finanziamento chirografario offerto dal tradizionale canale bancario. Crea quindi una struttura finanziaria più solida e poi è uno strumento che per quanto poco non viene segnalato in centrale rischi e lascia quindi aperta al canale bancario un importo di finanza eventualmente disponibile a sostegno, per esempio, del circolante, che altrimenti verrebbe ovviamente ridotta qualora l'azienda facesse esclusivo riferimento per la realizzazione dei propri investimenti al canale bancario tradizionale. Dal punto di vista fiscale, proprio un breve cenno, dal 2013 il trattamento delle obbligazioni, interessi che si vanno a pagare sulle obbligazioni è equiparato al trattamento e agli interessi che l'azienda sostiene qualora sottoscriva un finanziamento bancario. Quindi non c'è nessuna, come accadeva precedentemente al 2013, diversità di trattamento fiscale degli strumenti, quindi bond e finanziamento bancario. Quindi è estremamente trasparente e neutrale il ricorso allo stesso da questo punto di vista. Procederei con la slide. Ecco, i basket bond, spendo veramente 2 parole di introduzione di cosa sono queste operazioni. Ecco, a differenza di un'emissione obbligazionaria individuale che quindi va a intercettare l'interesse di N investitori da parte di un singolo emittente, di una singola società emittente, il basket bond coinvolge una pluralità di emittenti. Questo strumento l'abbiamo lanciato per la prima volta nel 2014 e l'esigenza era quello di andare a intercettare l'interesse di investitori che non avrebbero investito nel singolo bond o mini bond emesso dalla singola realtà emittente, ma trovavano interessante il poter investire in uno strumento finanziario rappresentativo del merito di credito e delle industrie relative a più emittenti. Da qui abbiamo inventato appunto nel 2014, poi sviluppato nel corso degli anni, queste operazioni dove più soggetti emittenti vanno a intercettare l'offerta di funding di provenienza di alcuni investitori che per dimensione o standing individualmente non concederebbero finanza, ma valutando il merito di credito combinato dei titoli rappresentativi di una pluralità di emittenti, trovano questa soluzione molto interessante e premiante dal punto di vista ancora della duration che sono in grado di offrire e dal punto di vista anche dei tassi a loro volta che sono in grado di concedere alla pluralità di emittenti. Queste operazioni che via via nel tempo abbiamo strutturato e collocato hanno poi
previsto un ulteriore elemento volto a rafforzare quello che è il merito di credito, quelli che chiamiamo titoli ABS, che vengono emessi appunto dalla società veicolo, che sottoscrive la pluralità di obbligazioni emesse dalle società partecipanti al progetto, titoli ABS che non è altro che l'acronimo di Asset Backed Securities, cioè sono i titoli che vengono, il cui rimborso e remunerazione viene garantita dalla pluralità di obbligazioni che questa società veicolo di legge 130, quindi disciplinata da normativa italiana, va a sottoscrivere. Per aumentare il merito di credito di questi titoli, via via nel tempo abbiamo utilizzato diverse forme di garanzia. La forma di garanzia che nel Basket Bond Italia andremo a utilizzare è una forma nata proprio quest'anno, a gennaio quindi del 2022, è una garanzia offerta dalla Banca Europea per gli investimenti che va a coprire il 90% del capitale interesse di ciascun bond che verrà sottoscritto dalla società veicolo, fino a un massimo di assorbimento delle perdite pari al 35% del portafoglio complessivamente creato all'interno di questo contenitore che è la società veicolo che va a sottoscrivere tutti i bond. E quindi una garanzia che, se vogliamo, comparata ad altre forme viste in epoca pandemiche, ha un tratto intelligente, nel senso che va a coprire il 90% di ciascun bond, tuttavia si riesce a pagare di meno, e poi vedremo il costo di questa garanzia, pagare di meno in capo a ciascun emittente per via del fatto che esiste un limite massimo a quelle che sono le perdite di portafoglio che questa garanzia va a coprire sull'SPV utilizzato. Limite massimo che tuttavia, essendo estremamente capiente, perché parliamo di un 35%, quindi ci dovrebbe essere veramente una cosiddetta adverse selection nella selezione degli emittenti per andare a perdere il 36esimo euro che non è coperto da questa garanzia, essendo quindi estremamente capiente, permette anche agli investitori di apprezzare questi bond facendo in prevalenza affidamento sul fatto che il 90% di ciascun bond viene coperto da un'entità sovranazionale con un rating AAA come la Banca Europea per gli investimenti. Ecco, lascerei la parola al collega Trivelli per andare maggiormente nel dettaglio dell'operatività, dello strumento, dell'operazione e vedere insieme le caratteristiche principali, sostanziali della garanzia e dell'operazione in generale. Grazie, dottor Nobili, la ringrazio di questa presentazione e ricordo a tutti coloro che sono collegati che potete scrivere delle domande che poi verranno evase alla fine di questo convegno. Quindi lascio la parola al dottor Alberto Trivelli, Senior Analyst di Banca Finint, che ci spiegherà tutte le modalità operative. Prego, dottore. Grazie, spero mi sentiate bene. Sì. Sì, ok. Allora, parto ripercorrendo velocemente questo schema perché mi rendo conto che non è magari banalissimo per tutti quelli all'ascolto, essendo, diciamo, un'operazione che ha un pochino di complessità alla quale noi ovviamente siamo abituati, avendone fatte più di qualcuno, ma magari per una prima visione vale la pena focalizzarsi un attimo. Diciamo che la parte che vedono gli emittenti, quindi le società che sono all'ascolto, è la parte sinistra di questa slide. Ci sono i singoli emittenti, ciascuno una società, e ciascuno emette il proprio bond, così come in una normale operazione di emissione obbligazionaria, ciascuno emette il proprio bond con le proprie caratteristiche, gli importi sono diversificati, le condizioni sono in linea di massima diversificate, e questo bond viene sottoscritto da un investitore che finanzia quindi la società. Qual è, diciamo, la parte peculiare di questa operazione che noi condividiamo anche per dare visibilità diciamo, di quello che sta dietro le condizioni particolarmente favorevoli che queste operazioni garantiscono?
La caratteristica è la parte destra della slide, cioè che a sottoscrivere i bond, tutti i singoli bond, non sono gli investitori direttamente, ma è una società veicolo, come diceva prima il collega. Una società veicolo per la cartolarizzazione si chiama SPV, in gergo tecnico, Special Purpose Vehicle, che è sostanzialmente una scatola vuota e che non ha di per sé le risorse per sottoscrivere i singoli bond. Come si le procura queste risorse? Emettendo a propria volta quei titoli che sono stati menzionati prima, gli ABS, e quelli vengono sottoscritti agli investitori. È intuitivo che con questo tipo di struttura il titolo che viene sottoscritto agli investitori è un titolo intrinsecamente diversificato, perché non rappresenta il rischio della singola impresa emittente, ma rappresenta il rischio del portafoglio complessivo. Questa diversificazione, assieme al beneficio che si ha dall'avere sul portafoglio una garanzia di banca per gli investimenti, come ha spiegato prima il collega e non ci ritorno, quindi diversificazione da un lato e garanzia dall'altro, consentono di avere sui bond delle condizioni di finanziamento estremamente competitive. Vado qua a questa slide per darvi, diciamo, un po' più sull'operativo delle indicazioni sia sui requisiti che devono avere i singoli emittenti, quindi le aziende, per partecipare all'iniziativa, e sia le caratteristiche che vuoi per la documentazione che abbiamo letto da parte di Banca Europea per gli Investimenti, vuoi per, diciamo, le prassi che si stanno affermando in questa operazione, noi la stiamo strutturando, quindi ne abbiamo ben coscienza, possono interessare, diciamo, alle imprese all'ascolto. Per quanto riguarda gli emittenti, le caratteristiche sono, vedete, poche e sono assommati in quei 3 punti. Intanto si tratta di mid-cap e PMI. Prima il dottor Peretti menzionava l'importanza delle piccole e medie imprese per il tessuto imprenditoriale italiano. Piccole e medie imprese e mid-cap sono esattamente il target di questa iniziativa. Ce lo dice chiaramente la Banca Europea per gli Investimenti e noi ci rivolgiamo a quel tipo di società. Evidentemente piccole e medie imprese e mid-cap che non lavorano nei cosiddetti restricted sectors, quindi quei settori che, tra virgolette, non piacciono agli investitori internazionali: armi, tabacco, gioco d'azzardo. Quel tipo di business sono di per sé esclusi da questa iniziativa. In slide, poi li condivideremo, vedete dei valori di massima, sono valori indicativi di alcuni parametri che noi stiamo comunicando diciamo, alle imprese, alle diverse controparti, per una sorta di preselezione. Tenete conto che questi valori che voi vedete in slide, quindi un valore della produzione di 20 milioni, un EBITDA di 1,5 milioni, una leva sull'EBITDA di 4,5 e una leva sul patrimonio netto di 2,5, quei parametri che leggete lì sono valori indicativi, ma che nella nostra esperienza rappresentano l'emittente, diciamo, che emette in questo caso l'importo minimo, che adesso, come vedrete, è 2 milioni. Quindi tenetevi come regola del pollice, ma queste sono, diciamo, le caratteristiche ideali dell'emittente più piccolino. Ovviamente da qua a salire, e nel caso dei rapporti a migliorare, diciamo, meglio è, diciamo, più si sale nell'importo oggetto di emissione. Andiamo alle caratteristiche del bond, che come vedete qui è compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Questi sono gli importi che stiamo vedendo attualmente e sono gli importi che gli investitori ci hanno chiaramente comunicato che, diciamo, vogliono stare all'interno di questa forchetta per singolo emittente, anche per garantire quella diversificazione che menzionavo prima. È evidente che se un singolo emittente viene finanziato in questa struttura per 100 milioni, la diversificazione viene un po' meno. La durata legale del bond, qui la vedete massima in 8 anni, ma vi ho segnalato il focus sui 6 anni. Su questo ci mettiamo un asterisco e lo vediamo dopo, perché diciamo, seppure la durata massima è 8 anni, ci stiamo focalizzando in particolare sui 6 anni.
I bond che vengono emessi all'interno di questa operazione hanno un profilo di ammortamento, diciamo, sono amortizing, dopo un periodo di preammortamento nel quale si pagano, diciamo, solo interesse e non si pagano le quote capitali, che si colloca tra i 12, direi quasi 18 e 24 mesi. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile, è facoltà della singola azienda, diciamo, scegliere. Noi stiamo vedendo attualmente per le note condizioni di mercato una preferenza sul tasso variabile, ma rimane aperta la possibilità per gli emittenti di scegliere comunque il tasso fisso. Se è variabile sull'Euribor a 6 mesi, diciamo, come tradizionale. È un tasso diversificato tra i diversi emittenti e dipende evidentemente dal merito di credito del singolo, e non include la componente onerosa della garanzia BEI. Cosa vuol dire? Poi lo vediamo più nel dettaglio. Per ora basti sapere che la garanzia di BEI che menzionavamo prima ha una componente onerosa, non viene, diciamo, data gratuitamente da Banca Europea per gli Investimenti, ha una componente onerosa, ma che comunque anche la componente onerosa sommata al tasso di interesse idealmente dà delle condizioni di credito competitive rispetto, diciamo, al mercato. Si tratta di debito senior unsecured degli emittenti, salvo rarissimi casi che poi magari si può esplorare caso per caso, ma teniamo presente che appunto in linea di massima non vengono richieste garanzie ulteriori sull'indebitamento contratto con il bond. All'interno della documentazione del bond sono presenti dei covenant finanziari. Probabilmente più di qualche azienda all'ascolto già ha letto questi covenant nei propri contratti di finanziamento, perché sono quelli standard del mercato e sono tipicamente PFN su EBITDA e PFN su patrimonio netto. Avendo questa operazione una forte impronta pubblicistica, appunto c'è Banca Europea per gli Investimenti che fa da garante, evidentemente l'utilizzo di questi proventi, dei proventi raccolti con la finanza, non è del tutto libero. Si possono fare moltissime cose, alcune cose ad esempio sono ristrette, tipicamente l'approvvigionamento di finanza a debito per rimborsare altri debiti preesistenti è un'opzione che è preclusa agli emittenti. Qui vedete quello che abbiamo, diciamo, tirato fuori dai contratti, quindi l'utilizzo di proventi in assoluto preferito è il CAPEX, nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. Anche il circolante, sotto certe ipotesi, è possibile finanziarlo con questa iniziativa. Altri utilizzi, ad esempio l'M&A, sono possibili con alcuni caveat, quelli magari li vediamo caso per caso, azienda per azienda, perché sarebbe lungo in questo caso. Vi basti sapere che, insomma, al di là di alcune cose che sono espressamente vietate, lo ripeto, il rifinanziamento del debito preesistente, l'utilizzo è abbastanza ampio come possibilità. Dicevo prima che la garanzia ha una componente onerosa. La componente onerosa la vedete qui, questa tabella, che adesso vi zoom, dovreste vederla abbastanza chiaramente, no? Per determinare quanto si paga sul bond ci sono due variabili da tenere in considerazione. Intanto la dimensione dell'azienda, o è PMI, e allora guardiamo la prima riga, oppure l'azienda è una mid-cap sotto i 3.000 dipendenti, e quindi si guarda la seconda riga. La seconda variabile da tenere in considerazione è la vita legale del bond. Vedete, 1 anno, 2 anni, 3 anni. Perché ci stiamo focalizzando sui 6 anni? Che era quel punto su cui avevo lasciato l'asterisco prima. Perché vedete che nel passare, ad esempio, prendiamo la PMI da 5 a 6 anni, l'incremento in termini di costo è molto contenuto e si ha un beneficio sostanziale in termini di maggior durata. Per arrivare al 7° anno la garanzia diventa molto molto più costosa, più che raddoppia questa dinamica con proporzioni diverse, ma si ripercuote anche sul prezzario della mid-cap. Quindi diciamo che sia dal punto di vista del costo della garanzia, sia dal punto di vista dell'orientamento degli investitori che abbiamo visto sin qui, il focus è assolutamente sui 6 anni, che comunque con 2 anni di preammortamento
portano una vita media finanziaria di 4 anni, cioè un finanziamento assolutamente non semplicissimo neanche da trovare sul mercato su base completamente unsecured. Questo per quanto riguarda l'elemento di costo della garanzia. Considerate queste percentuali che vedete qui come un aggravio sulla cedola, quindi la cedola che costava X%, qui costa X più 0,29. Questo per ora diciamo che questo è il punto. Ultima cosa che vi volevo dire e poi mi fermo. Allora, questa misura è una misura che rientra nel regime agevolativo, diciamo, speciale del temporary framework. Probabilmente molti all'ascolto hanno già avuto accesso a misure diverse da questa, ma sempre rientranti nella disciplina agevolativa del temporary framework. Quindi per determinare qual è l'importo di bond emittibile dalla singola impresa è importante sapere se vi è ancora plafond temporary framework disponibile. Sapete che il plafond tipico è il maggiore tra il doppio del costo del personale e il 25% del fatturato della società. Con questa misura è possibile andare in eccezione, sopportando alcune piccole restrizioni sul tempo di messa a terra degli investimenti, su cui poi vado come ultimo punto. È possibile quindi andare in eccezione, è un valore aggiunto significativo per molte aziende quello di eccedere quel plafond, cosa che con altre misure non è possibile. Diciamo la contropartita di questo beneficio è che però questa operazione termina il 31/12/2022. Quindi diciamo che il temporary framework per noi finisce a quella data, e che quindi le aziende che volessero essere incluse in questo paniere, in questo portafoglio di bond, è importante che si attivino quanto prima, ovviamente nel vostro caso per il tramite delle due Confindustria, perché qua appunto parliamo di una serie Verona-Vicenza. È importante che però si attivino quanto prima per iniziare la redazione del materiale. Magari poi se le domande lo chiedono possiamo anche scorrerla velocemente. È importante che si attivino quanto prima, perché appunto il 31/12 sembra lontano, però in realtà non lo è, e i tempi di messa a terra non sono banalissimi. Vado da ultimo, vi avevo promesso una piccola parentesi sul tempo di messa a terra degli investimenti. Abbiamo detto che gli investimenti eleggibili, quelli diciamo preferiti, sono il CAPEX, investimenti in attivi materiali e immateriali, ma anche altro è possibile, anche il circolante, anche sotto certe condizioni le acquisizioni. Se un'impresa ha plafond disponibile temporary framework, il tempo che ha per mettere a terra questi investimenti è molto lungo. Anche questo è un punto forte che molti clienti hanno apprezzato di questa iniziativa, perché sono 36 mesi dal momento dell'emissione, quindi 3 anni per mettere a terra gli investimenti. Perché vi ho detto se c'è plafond disponibile? E per questo è importante chiarirlo il prima possibile con l'azienda che ci approccia. Noi lo facciamo da subito, perché il tema va governato dal principio. Perché se il plafond non è disponibile e quindi si utilizza quell'opzione particolare, peculiare, positiva di questa iniziativa, che è l'eccezione al plafond, il tempo per la messa a terra degli investimenti si riduce a 18 mesi, quindi 1 anno e mezzo per le PMI, oppure a 1 anno, 12 mesi per le MidCap. Di nuovo, tempi importanti, ma non sono i 3 anni che ci sono per tutte le altre aziende. Ora, io credo che noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Siamo ovviamente a disposizione sia eventualmente per ripercorrere quello che abbiamo detto, sia per dare evidenza punto per punto del processo che porta eventualmente un'azienda che si volesse candidare domani all'emissione, e anche diciamo ripercorrendo il materiale che è necessario produrre, ovviamente tutto con la nostra assistenza.
Grazie intanto a tutti per l'attenzione. Grazie dottor Trivelli di Banca Finint, che ci ha dato questa panoramica molto precisa e molto chiara sulle modalità operative. Volevo sottolineare una cosa. Allora, i vantaggi per gli istitutori, per gli investitori che non investono in un unico bond, ma in un paniere di bond, e poi il fatto che sono anche garantiti dalla garanzia BEI. Volevo fare un appunto, se mi poteva un po' chiarire quali sono i costi che intende sostenere per quanto riguarda l'azienda emittente il basket bond, più o meno se mi poteva accennare a qualcosa. Ma allora, diciamo che i costi di questa operazione, se vogliamo, si dividono in 3 famiglie. I costi, diciamo, di struttura nel corso dell'operazione, che sono i costi diciamo, legati alla cedola, quindi allo spread, e che comprendono poi la cedola che si vedrà scritta nei contratti, che sia variabile o fissa, comprende anche i costi, diciamo, di funzionamento minimi, ma per piena trasparenza ci sono, di funzionamento di questa macchina. No, quindi diciamo, tutta questa struttura che noi vi abbiamo spiegato adesso, anche ongoing, ha dei piccoli costi, banalmente la società veicolo e gli agenti che la forniscono, e quello è compreso nella cedola. Ci sono dei piccoli costi residuali che sono fuori dalla cedola e che sono diciamo, essenziali in un'emissione di bond. Se qualcuno all'ascolto ha già emesso dei bond, dico cose che probabilmente già conosce. Qualche esempio, poi magari andiamo caso per caso a vedere più nel dettaglio, anche perché se uno ha già emesso un bond, questi costi possono eventualmente diminuire un po'. Il notaio per la delibera di emissione di un bond va notarizzata, e quindi ci sono dei costi che vengono coperti dalla singola azienda, e il notaio è tra questi. C'è uno studio legale che deve rilasciare un particolare documento che si chiama Capacity Opinion, che in occasione dell'emissione va remunerato. Ci sono i costi della cosiddetta banca agente, l'agente per i pagamenti, quegli agenti che, come in qualsiasi emissione obbligazionaria, sovraintendono sia la corretta emissione dal punto di vista tecnico, che la corretta gestione dei pagamenti del bond durante la sua vita. Ecco, questi costi, che ammontano a diciamo, poche migliaia di euro sia all'emissione che ancora meno annualmente, questi vanno sostenuti dall'emittente. Ovviamente il terzo costo è quello diciamo di chiamiamolo di istruttoria in principio. Bene, la ringrazio dottore di questo chiarimento. Io direi di passare la parola al dottor Stefano Kelly, responsabile dell'area credito e finanza di Confindustria Verona. Se vuoi, Stefano, fare la chiusura del convegno, e se ci sono altre domande che sono pervenute delle nostre aziende che sono collegate. Certo, grazie Renata. Come anticipato dalla collega, sono Stefano Kelly, responsabile dell'ufficio Finanza e Credito di Confindustria Verona. Mi unisco ai ringraziamenti ai relatori, particolarmente precisi, talmente precisi che non ci sono al momento domande da parte delle aziende collegate. Provo io a rompere il ghiaccio, ecco, facendovi una domanda. Allora, questo tipo di strumento ha trovato una proroga verso fine giugno rispetto a un'autorizzazione che è arrivata dall'Europa col quadro temporaneo, e scadrà, come detto, a fine di dicembre. La domanda è: quali sono i tempi, diciamo, di emissione da parte di un'azienda? Basta un mese, 2 mesi, 3 mesi? Cioè, quanta urgenza dobbiamo fare alle nostre aziende nel caso di interesse? La seconda domanda che faccio è anche questa dovuta, perché poi sono domande che ci arrivano da parte delle nostre aziende, e se possiamo già dare un range, diciamo una forchetta di percentuali rispetto alle cedole
Ecco, perché poi le nostre aziende ci chiederanno: ma quanto costa questo strumento? Parliamo dell'1, 7, 9, 12. Quindi ecco, volevo appunto innanzitutto presentare queste due domande, vedendo se poi le aziende si uniscono con delle altre. Ecco, prego. Ecco, magari mi permetto di rispondere io. Allora, la messa a terra di quello che nel grafico era la parte centrale a destra dell'operazione è prossima da parte di Banca Affinity, quindi avremo pronto e condiviso un regolamento di bond quanto più standard, che poi però in funzione delle esigenze del singolo emittente potrà essere modificato ovviamente, e questo sarà davvero a breve disponibile, così come un contratto di sottoscrizione del bond tra società emittente e SPV. È chiaro che c'è un processo, quindi la macchina è sostanzialmente pronta, c'è un processo di istruttoria. Questo processo di istruttoria, la durata dipende da quante informazioni l'azienda candidata ha già disponibili e sono pronte per essere condivise con investitori. Comunque, per esperienza vediamo che un processo di istruttoria può andare da 1 a 2 mesi e mezzo, da quando sostanzialmente riceviamo il materiale di cui abbiamo bisogno per supportare la candidatura dell'azienda emittente. Il materiale di cui abbiamo bisogno non è tra virgolette nulla di trascendentale, perché al di là dei dati storici, quindi bilancistici, prevede ovviamente la descrizione dell'azienda, del mercato di riferimento, dei quali competitor con i quali si trova quotidianamente a operare all'interno di questo mercato di riferimento, e un ultimo documento però molto importante, anche un business plan, no? Dell'azienda, con una copertura, diciamo, temporale che va dall'anno dal 2022, quindi anno di presunta emissione, fino a indicativamente almeno 3 anni successivi al 2022. Questo pacchetto informativo sul quale noi lavoriamo congiuntamente con l'azienda va poi condiviso ovviamente con gli investitori che sono già identificati, e ci permette appunto di supportare quanto più possibile l'azienda nella sua candidatura, quindi nell'importo, nella durata e nella minimizzazione di quello che è il tasso. Abbiamo già come Banca Affinito ovviamente un parterre di aziende candidate, e vado alla sua seconda domanda. Vediamo che candidate e sostanzialmente al termine del processo di istruttoria, se non un processo di istruttoria già terminato, si sono tutte orientate per ovvie ragioni e per motivi ovviamente legati all'innalzamento del swap che abbiamo visto negli ultimi mesi, collegato in generale a processi inflattivi, nonché alla nota guerra. Si sono tutte concentrate su un'emissione variabile e hanno quindi uno spread, almeno il campione di aziende già oggetto di delibera, che va da 140-150 basis point fino a un massimo di 250-280 basis point. Queste le aziende già diciamo analizzate dagli investitori. Questo spread va sopra l'Euribor a 6 mesi. Sono riuscito nell'intento di rompere il ghiaccio, infatti è arrivata già una domanda da parte dell'azienda, un'azienda che mi chiede se le grandi imprese sono escluse da questo strumento. Quindi ricorderei cosa intendiamo per mid-cap e poi appunto specificherei appunto se le grandi imprese sono ammesse piuttosto che perentoriamente escluse. Prego. Allora, per mid-cap si intende in questo caso le aziende che rispettano la soglia dei 3.000 dipendenti. In ogni caso, visto che la determinazione del parametro non è esattamente puntuale per quanto riguarda l'esercizio finanziario, ma c'è un po' di flessibilità anche all'indietro, io inviterei comunque chi ha posto la domanda ad approfondire il tema con noi. Vanno messi in una tabella
diciamo, va messo in una tabella qualche numero e si capisce tranquillamente se l'azienda può o meno ritenersi ai fini di questa misura una MIC. Grazie Alberto, io non vedo altre domande. Ecco, vedevo l'altra, se fatturato, attivo e dipendenti si riferiscono al 21 e non al 2020. Allora, quelli che menzionavo prima io, sì, si intende, diciamo, all'ultimo anno disponibile, se vogliamo essere puntuali. Anche in quel caso, però, come dicevo prima, si tratta di parametri di massima, e qualora un'azienda, dico, faccio il caso, non rispetti uno o due nell'ultimo bilancio, li abbia rispettati storicamente, o viceversa sia arrivata al rispetto di un parametro solo all'ultimo anno, insomma, vediamo caso per caso, perché appunto si tratta di una regola del pollice che non vogliamo che sia di per sé bloccante per molte imprese. Sì, Alberto, non ho precisato la seconda domanda perché insomma esiste una normativa ben precisa del 2005 che stabilisce cosa sono le PMI e stabilisce in maniera molto precisa qual è l'esercizio finanziario da prendere in considerazione, ma dato che parlavi di parametri un po' spannometrici, ecco, inutile richiamare quella normativa perché non è quella a cui noi faremo riferimento. Detto ciò, io non vedo altre domande. Dottor Kelly? Prego. Volevo chiedere a Banca Fininvest, Finint, nell'istruttoria si analizzano solamente i parametri finanziari e comunque di bilancio, o comunque c'è un istruttore che verifica anche, diciamo, l'appartenenza a determinati settori merceologici preferibilmente, oppure comunque il business model dell'azienda, si entra nel merito della governance, ci sono aspetti di questo genere che vanno anche valutati, se chiara la domanda. Magari rispondo io, Alberto. No, l'istruttoria è sicuramente a 360 gradi, ovviamente si va a vedere la performance storica, prospettica dell'azienda, quella indiscutibilmente al fine di valutare la sostenibilità poi e la rimborsabilità del prestito obbligazionario che si intende emettere. Detto questo, gli investitori sono anche attenti a verificare il settore in cui l'azienda opera, ovviamente la sua anche storicità con la quale opera in quel settore, l'investimento che vuole andare a realizzare, ovviamente tanto più l'investimento in quegli aspetti di innovazione, di ESG, green, quanto più anche premiante e benevisa è la candidatura di quell'azienda, indipendentemente poi dal merito di credito intrinseco dell'azienda stessa. Ovviamente l'analisi si completa, anzi parte di principio anche da un processo conoscitivo, quindi che include anche l'attività banalmente quella strettamente bancaria del KYC, per andare a vedere appunto anche chi sono i key player e quindi l'azionariato dell'azienda, anche quello aspetto importante per poi permettere agli investitori, comunque al di là dei numeri, l'assegnazione a tutto tondo di un rating che poi genera anche lo spread associato a quello specifico emittente. Grazie. Sì, un'azienda chiedeva se era possibile ottenere anche il tasso fisso. Se non ricordo male, nelle slide era esplicitato anche quel tipo di opportunità, oltre al tasso variabile, ma vedo annuire, per cui confermo questo tipo di possibilità. Allora, non vedendo altre domande, io ritengo che ogni strumento e iniziativa che abbia come finalità una diversificazione del panorama finanziario, sia in termini di strumenti che di attori, non posso che favorire la libera concorrenza, e soprattutto se, come in questo caso, un basket bond si rivolga appunto ad aziende di piccole e medie dimensioni che altrimenti non avrebbero appunto accesso a strumenti che sono appannaggio delle grandi imprese. Ingegnere Pareti ci ricordava quanto le PMI rappresentano il nostro territorio, quindi avere uno strumento che le accompagni in percorsi di crescita ovviamente ben venga.
Tra l'altro, ecco, la strada... Su questo argomento... Prego, ingegnere. Sentite, ecco, no, volevo innanzitutto ringraziare Efenien per la presentazione. Volevo chiedere, ci faccia avere la documentazione, ma eventualmente anche in un modo presentabile noi a piccole o medie aziende, sia associate, che magari all'ultimo momento sentano o segnalino dell'interesse, sia un'azienda come nostra, come la mia, che è una grande azienda, che ha un certo numero di fornitori veneti con queste caratteristiche, a cui posso fare da presentatore iniziale dell'iniziativa e poi eventualmente contattarvi se c'è un interesse ad andare un pochino più avanti. L'altro tema che volevo dire è se ci sono iniziative similari per, scusatemi, se ci sono iniziative similari per aziende anche non venete, perché sempre nell'ambito sia dei fornitori che abbiamo come gruppo, che io sono anche vicepresidente di alcune federazioni a Milano, in Lombardia, eccetera, poterle presentare ad altre aziende. Grazie e in ogni caso ancora complimenti per la... Sì, non so se Banca Finiente ha qualcosa da aggiungere rispetto all'intervento dell'ingegner Peretti. Sì, su questo... Vai Alberto. Prego. No, allora, per quanto riguarda, diciamo, l'estendibilità anche fuori dal Veneto, come avete visto dalla presentazione, si tratta in questo caso di un Basket Bond Italia, all'interno del quale c'è una serie Verona e Vicenza, vista, diciamo, la positiva azione delle due territoriali di Confindustria che diciamo, per merito della quale siamo qui a parlare, ma l'operazione ha assolutamente una caratura nazionale, per cui anche ad esempio gli emittenti con cui stiamo parlando proprio in questi giorni, i candidati emittenti per i quali stiamo curando le istruttorie provengono da tutte le regioni d'Italia, per cui sì, lo spazio per emittenti anche al di fuori della serie che ha come oggetto, diciamo, che è ad oggetto della discussione di oggi, è possibile. Grazie Alberto. Ecco, tra l'altro, materiale che chiedeva l'ingegnere Peretti sarebbe particolarmente utile quella che lui identificava come la seconda direttrice, cioè quella, diciamo, di fare formazione e cultura nei confronti delle nostre imprese, perché sono strumenti di questo genere, immagino che saranno sempre più utilizzati. Ho visto un decreto recentemente che istituisce una sezione speciale del fondo di garanzia proprio sulle emissioni, appunto, dei bond. Detto ciò, ricordo, ecco, alle aziende che hanno partecipato oggi che io e la collega Cavedon siamo ovviamente disponibili a degli incontri one-to-one con Banca Finiente per entrare nel merito delle singole realtà delle aziende, ecco, per parlare di dettagli che ovviamente non possono essere esplicitati in occasione di un webinar. Per cui, ecco, ricordo questa nostra disponibilità di incontri con le nostre aziende. Io, se non c'è altro, congederei tutti, ringraziando tutti i relatori e grazie di nuovo. Prego Renata. Aggiungo una cosa, che poi le slide che sono state pubblicate oggi in visione al convegno verranno mandate a tutti i partecipanti di questo convegno e le metteremo anche in linea nei nostri rispettivi siti di Confindustria Vicenza e Confindustria Verona. Ecco. Bene. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.